Nasce a Gorizia un tavolo permanente per la tutela della lingua friulana. Martedì 24 febbraio alle 18 il primo incontro pubblico in Sala Dora Bassi. Valorizzare e difendere la lingua friulana è l'obiettivo del tavolo permanente istituito con delibera giuntale dal Comune di Gorizia, che prenderà il via con un primo incontro ufficiale aperto a tutte le associazioni del territorio il prossimo 24 febbraio alle 18 in Sala Dora Bassi. Credo siamo il primo comune nella nostra regione a istituire questo tavolo. Andrà a tutelare la minoranza linguistica friulana, gli usi e costumi del territorio che sono importantissimi. La consulta sarà composta da 11 membri. 2 persone elette in consiglio comunale, uno in maggioranza, uno in minoranza, un componente per ogni ente regionale di riferimento, quindi uno è l'Arlef, uno è l'Aclif e uno della Società Filologica Friulana, e poi ci sono 6 componenti dell'associazione cittadina. La costituzione di questa nuova realtà si è resa necessaria anche per non disperdere la storica presenza e diffusione della Marilenghe in città. Si è molto persa perché dobbiamo tener conto che c'è una grande immigrazione già dal dopoguerra, quindi a parte i quartieri storici si sta perdendo di molto l'uso della lingua friulana.